Le paludi di Comacchio sono una creazione del massimo fiume d'Italia, il Po, il quale nel VI secolo a.C. aveva la sua foce a 6 chilometri a ponente di Comacchio. Sul Po, presso la linea dell'antico lido marino, fiorì Spina, centro del commercio fluviale. 2 barche di agilissima sagoma, sommerse nella laguna comacchiese, sono oggi nel museo di Ferrara. Di Spina ci è ignota la precisa ubicazione, ma ne abbiamo trovato la necropoli col prosciugamento di Valle Trebba. Il sepolcreto prosegue nella Valle Pega, di cui è in corso la bonifica. Saggiato il terreno con sonde metalliche, gli operai iniziano lo scavo. Dall'invasione dell'acqua e della sabbia ci si difende come si può. Riquadri di tavoli in legno facilitano l'isolamento e il recupero del materiale archeologico, che talvolta si trova infranto. Altre volte i ripari sono costituiti da elementi metallici snodabili. Tolti con ogni cautela i vasi dal fango in cui sommersi, essi sono oggetto di una prima ricognizione. Poi sono collocati con cura nelle ceste e infine, al termine del lavoro, traversato il canale Pallotta, vengono definitivamente avviati al Museo di Ferrara. I vasi sono talora coperti da notevoli incrostazioni calcaree. Opportuni trattamenti fanno riapparire l'antica figurazione. Pochi e scadenti sono a Spina i vasi nella tecnica a figure nere graffite sul fondo rosso. Dominatrice è invece nei secoli V e IV a.C. la tecnica dei vasi a figure rosse. A far concorrenza a questa ceramica di provenienza ateniese, sorse nell'Alto Adriatico una fabbrica locale, la quale produsse vasi di forma poco elegante e configurazioni rozze, che paiono talora caricature, come nel caso di questi 2 satiri che sorreggono un corbello. La vita dei giusti nell'oltretomba si concepiva come un perpetuo banchettare e il corredo delle tombe, e specie delle maggiori, è perciò fornito di quante ceramiche o bronzi possono servire a un banchetto sia diurno che notturno. Necessari anzitutto i grandi vasi di più tipi per il vino e per l'acqua. Ecco un cratere a volute con Zeus e il piccolo Dioniso. Un cratere a calice con la scena di Teseo che combatte con le Amazzoni, un cratere con manici a colonnette con Artemide sulla quadriga e d'accanto Apollo che suona la citra. Un'anfora con le stupende figure di un guerriero e di una vittoria alata. Infine un'idria su cui è figurato Pelope sulla biga dei cavalli alati e Peleo che insegue Tetide di cui farà la sua sposa. Coi grandi vasi le brocchette, talune a beccuccio, altre con bocca a 3 lobi, come questa con Dioniso tra Sileni. Altre con bocca rotonda, come questa con Polinice che fa dono della collana di armonia. Altre infine configurate a testa femminile. E con le brocchette le coppe, eccone una col negro Busiride, un'altra con Apollo e il cerbiatto, e un'altra ancora con una lieta accolta di giovani. Numerosi i bicchieri, ora semplici, ora a testa umana, ma rari i nappi preziosi come questo a testa di ariete e l'altro a testa di mulo. Spesso adorni con gusto i piatti, tra i quali taluni da pesce. Elegante l'altro vasellame a vernice nera brillante. Ma per i banchetti notturni servono i candelabri, coronati da raggiere per le candele e spesso arricchiti da statuette. Singolarissimo il portalucerne, che si adorna al sommo di una slanciata figuretta di giovane donna, la quale si abbandona, come era talvolta costume per allegrare i banchetti, a una danza al ritmo delle nacchere. Ugualmente singolare è il tripode a verghette, adorno di bellissimi gruppi di belve e di liete coppie danzanti. Ma al mondo femminile ci riportano le collane d'ambra, numerose a Valle Trebba, e così pure gli ornamenti d'oro, quali gli orecchini a testa di leone o di donna
o di Satiro, e il bellissimo medaglione di una tomba di Valle Pega. Ai corredi di donne appartengono anche i portaprofumi in forme di animali, o di piccole anfore di pasta vitrea, o di fiale tubolari di alabastro. Al mondo dei bimbi ci richiamano altri corredi, ricchi talora di piccolissimi vasi giocattolo, o di una pupattola, di un uccellino e di una piccola tartaruga. Peraltro, l'eccezionale dono fattoci da Spina consiste nei suoi capolavori ceramici. Eccone uno con Dioniso fanciullo. Ed eccone un altro in cui appare Giunone con l'arpia che regge un flabello e col corteo di Dioniso, il quale riconduce nell'Olimpo Efesto, che libererà la dea dai magici nodi che la vincono al suo trono d'oro. Sull'altra faccia del vaso è la gara musicale di Apollo e Tamiri, presenti le muse, di cui una seduta di assai bel disegno. Al mondo dei numi ci richiama anche la gigantomachia di un altro vaso, con Giove, Iride che guida la biga dei cavalli alati, Marte, Efesto, Dioniso e gli altri dei che abbattono ciascuno un gigante. Ma nella zona inferiore del vaso sono più liete figurazioni. Dioniso barbato con la sua grande tazza nel corteo delle Menadi, e le divinità eleusine che inviano Tritolemo sul suo carro alato a diffondere per il mondo la cultura del grano. 3 Menadi bellissime sono l'unico frammento rimastoci di un vaso purtroppo perduto. Ma al mondo delle leggende eroiche sono ispirate le figurazioni di altri vasi. Ecco ad esempio il cratere dei 7 a Tebe, in cui appare il mortale duello di Eteocle e Polinice, e l'episodio di Anfiarao che con i suoi cavalli precipita nella voragine. Sull'altra fronte del vaso è una scena della leggenda degli Argonauti. Atena ed Eracle, divinità tutelari degli eroi che andarono alla conquista del Vello d'Oro, sono uniti qui ai loro protetti per una cerimonia di purificazione, della quale è simbolo il ramo di lauro che tutti hanno nelle mani. E finalmente l'ispirazione è tratta in altri vasi dalla realtà viva, come in questo cratere in cui è figurata una processione che si svolge innanzi a un santuario di Chloe e di Iacos. Una processione in cui han parte soltanto donne, le quali, prese da ebbrezza mistica, si muovono in danza al suono di doppi flauti e di cembali e stringono nelle mani o portano avvolti intorno ai capelli innocui serpenti guizzanti. E con la processione una scena che vuole essere un'allusione di nozze. Ermete innanzi alla quadriga su cui è salita Tetide e sale Peleo, vaso di grande finezza, come mostrano le figure di Ecate, di Apollo Citaredo e di Tetide. A un materiale di così eccezionale bellezza occorreva trovare una sede di eccezionale bellezza, e questa è stata trovata nel palazzo di Ludovico il Moro in Ferrara. Un palazzo ricco di una incantevole corte d'onore, di una luminosa porta di accesso al giardino e di splendidi soffitti, in specie di quello della cosiddetta Camera del Tesoro, in cui il Garofalo figurò dame e cavalieri affacciati a una balaustra, tutti presi dalla gioia di liete musiche e di conversazioni serene.